Lui si presenta come un 17enne di Milano, ma i mari di internet sono infestati da corsari che si fingono quel che non sono e lui infatti non ha 17 anni e non è di Milano. Sarebbe un 38enne vicentino che sotto mentite spoglie avrebbe agganciato una ragazzina di 11 anni sui social. A quanto risulta l'uomo, usando nomi e foto finte, avrebbe tentato di instaurare con la bambina una relazione sentimentale e dopo aver guadagnato la sua fiducia avrebbe anche ottenuto delle foto intime della giovanissima. Non ci sarebbero invece stati tentativi di incontrarla. A quanto risulta i genitori della bambina hanno scoperto la chat in cui era stata adescata la figlia. Immediatamente hanno denunciato l'accaduto, segnalando agli investigatori della polizia di Rimini l'attività del sedicente 17enne. La polizia postale ha identificato l'uomo. Si tratterebbe di un operaio vicentino che vive con i genitori. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono dell'indagato, su cui sarebbe stato trovato materiale probatorio a sostegno delle ipotesi investigative. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto e ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare. Per il 38enne vicentino sono stati disposti gli arresti domiciliari.